Io ringrazio molto Fausto Mura, gli amici del circolo, dell'associazione che mi hanno offerto l'opportunità di venire qui stamattina a provare a tentare di fare alcune riflessioni sui libri, ma direi sul patrimonio di esperienze politiche, di testimonianze che Nino Carus ha lasciato a tutti noi e che per quanti hanno avuto la ventura di vivere insieme una parte importante dell'esperienza politica sulla stessa linea d'onda, sulla stessa lunghezza d'onda, è anche occasione, come dire, di emozione, perché il tempo è tale da non spostare nell'archivio delle cose astratte le esperienze, le storie che sono raccontate in questo libro e che sono raccontate nel commento che ne sentiamo. Io confesso, e lo confesso senza grande imbarazzo, che non sono arrivato a questo appuntamento con il grado di preparazione e di organizzazione che invece avrebbe potuto fare, vedo qui Giorgio Macciotta, Mario Pani e tanti altri che hanno non solo condiviso esperienze politiche, ma hanno anche probabilmente in questo momento più di me rivolto l'impegno a una lettura della politica più ordinata, di come capita a chi invece la fa, direi, sulla frontiera dell'attualità. Ma avevo anche la curiosità, tra l'altro, di sentire Pietro Sotto, al quale io devo sempre molta gratitudine, perché non solo ha insegnato a me molta politica, ma anche perché riesce sempre, anche oggi lo ha dimostrato, a mettere in sintonia il dibattito politico, legando la storia, il nostro tempo, avendo Pietro Soddu come Nino Carus, devo dire, la straordinaria dote di una grandissima curiosità intellettuale che porta a non accontentarsi degli schemi che abbiamo digerito, ma a cercare di scoprire frontiere della innovazione della politica, ma direi della storia, della cultura, della vita, che sono la cosa più bella della politica nella sua dimensione più nobile. E quindi, scusatemi se sarò disordinato, ma parto da una considerazione che è legata a questa mia premessa. La considerazione è che la raccolta degli scritti di Nino Carus, che io considero un lavoro straordinariamente prezioso da parte dell'autore Safforma, non tanto e non solo per la sua sintesi di introduzione, ma per la individuazione e nella selezione degli scritti, perché guardate, questi scritti danno testimonianza piena di quale sia stato l'evoluzione della politica, come la si è vissuta fino forse 10 anni fa e come la si vive oggi. E cioè la prima linea discriminante è che la politica veniva vissuta da chi la faceva con passione e con competenza come un momento estremamente più riflessivo di quanto non capita oggi. È difficile trovare nello scritto di un uomo politico impegnato oggi sulla scena regionale e nazionale una così densa elaborazione, così puntuale scrittura che riflette un tempo della politica che ha ritmi differenti rispetto a quelli attuali, perché la politica era un momento in cui prevaleva, prima uno pensava e poi raccontava. Ora capita che spesso si racconta prima e poi, se si ha tempo, si pensa, e quindi c'è una dissociazione incredibile fra la qualità degli scritti. Io poi non dico la qualità della storia, dirà quale sia stato il periodo migliore. Noi siamo tutti ancora così immersi nel vecchio e nel nuovo, avendo avuto l'avventura di vivere a cavallo di un secolo, ma anche a cavallo di due fasi politiche così vicine e anche così diverse, quale sia la cosa migliore. Certo è che difficilmente oggi accade che un uomo politico impegnato come lo è stato Nino Carus nei massimi livelli della vita autonomistica e della vita parlamentare
che oggi si possa raccogliere come gli scritti sull'etica francescana segno di un interesse culturale, ma anche di una capacità di elaborazione, di interpretazione che sono assolutamente estranee alla qualità della politica televisiva nella quale siamo immersi, che è fatta dalla dichiarazione breve, che è fatta dall'agenzia di stampa, che è fatta di un susseguirsi di suggestioni che spesso, e temo sempre di più, allontanano l'agenda della politica dall'agenda degli italiani. E poi non è detto che le soluzioni che verranno tentate la avvicinino di più. Siamo dentro una stagione nella quale la velocità di accesso all'informazione, la globalizzazione dell'informazione stessa e l'uso ormai dominante della televisione e di internet rispetto alla politica tendono a rendere come una frammentazione continua la vita, il dispiegarsi della vita politica, dell'attività parlamentare. Partirei come prima considerazione proprio da questo, il fatto che Nino Carlos è stato un eccellente parlamentare. Per segnalare che non solo è stato un eccellente parlamentare perché ha svolto, come è accaduto altri che sono qui presenti, funzioni molto importanti nella attività della Commissione Bilancio, relatore al bilancio, proponente e redattore di molte leggi importanti, ma perché il lavoro parlamentare è stato vissuto da Nino come da molti altri, devo dire. Io credo che ci sia un'area dell'attività politica misconosciuta, in zona d'ombra, quella del parlamentare che va in commissione, che scrive le leggi, che le discute, che studia, che si prepara. Chi fa questo non sale mai agli onori della cronaca, o capita per caso, perché magari un giorno ha scritto una legge di rottura, in controtendenza, ma chi fa il lavoro, direi, fondamentale, quello strutturale della democrazia parlamentare, che è quello di reggere l'attività di formazione del processo legislativo e di raccogliere intorno al processo legislativo il consenso, che è un'altra delle cose sottovalutate. Il consenso è fondamentale perché possa nascere la regola è un punto alto di compromesso, il compromesso che è il terreno normale della legge richiede una straordinaria capacità di dialogo, di tolleranza, di attenzione, ma anche di lavoro. Chi ha fatto il parlamentare nelle commissioni fondamentali, nella Commissione Affari Costituzionali come Pietro Sotto, nella Commissione Bilancio come Giorgio, come Nino Carlos, come altri di noi, sa quanto quel lavoro è misconosciuto. Non ci sarà mai un libro che racconterà quanta fatica, quanta capacità creativa, quanta capacità di sintesi si mette in essere per un lavoro di cui nessuno saprà nulla, e invece tutti sapranno cosa ha raccontato ieri sera nel talk show il protagonista della politica. La seconda considerazione ha a che fare con il profilo anche umano di Nino Carlos, la mitezza, che era una sua caratteristica. Come l'hai chiamata tu? Hai usato un altro termine, non so se docilità o qualcosa del genere, che però era l'altra faccia di un profilo politico, cioè della capacità di dialogo, di tolleranza, tali da rendere possibile una fede straordinariamente intensa e una capacità di discussione e di incontro, che la discussione è importante ma è più difficile trovare il punto di sintesi, con esperienze culturali assolutamente distanti dalla sua. Pensate quanto questo sia diventato oggi difficile da trovare in una giornata come la nostra, in cui 2 piazze in Italia manifestano plasticamente il trionfo